Ma perché lei non è venuta a prendere la pizza margherita? Perché non ho fame. Ah, allora deve venire a prendere una torta in due porzioni. Allora, torta carciofi e rucola e l'altra a prosciutto crudo e maionese. No, che schifo. Come no, che schifo, è strabuona, l'ho assaggiata io prima. Eh, Beh. scusi, ma mi colga. Cioè, come si chiama lei, scusi? Pino Palmamerda. Ma sei scemo? Che nome di merda. Quando sei Pino Palmamerda ci sono un nome di merda. Scusi, ma io ho sentito in giro che lei sta male, per quale motivo? Perché domani parte il fidanzato. Cosa? Perché domani mi parte il fidanzato e va via. Dove va? Va in Egitto. Ci godo! Ma che struzzo. Io ho fatto merda uno stronzo. Com'è che ti chiami? Gino Geppetto. No, prima era farfa merda. Adesso Geppetto. Scusi, lei la smette di ridere, per favore? Mando, guarda che riconosco mentre urlate. Io urlate. No, scusi, stavo suonando il flauto. Sì, il flauto. Sì, il flute. Il flute? In che lingua è flute? Tedesca là. È cosa? È francese, gnorri? È marocchina. Sì, è. Sì? Ciao Mando, come stai? Mi alza la bomba e scappa. Cosa? Zuppa! Tutti. Ma stai facendo la web con Roberto? Cosa? Stai facendo la web con Roberto? No, Geppetto. Ah, bello. Ma non ti scendono mai i soldi? No, perché questo telefono è di Pino Palmamerda e lui non spende niente per chiamare verso tutti i telefoni di Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Com'è che si chiama, scusi? Così? Com'è che si chiama questo amico? Guido con l'uccello. Tua sorella? La sorella se la mette in culo. Fratello? Metti che vado a dire un secondo perché non mi ricordo proprio più come si chiama. Non sai come si chiama il tuo fratello? Fratello santo. Scusi? Invece mio cugino si chiama Guido sui dossi. Senza e dopo sua mamma come si chiama? Margherita Concedita. E papà? Scusi? E il papà come si chiama? Guida con la Vespa. Il cane? Mingherlino. Mi racconta qualcosa sulla sua famiglia, dai. Allora, c'è uno che si chiama Valerio di cognome Berardi. Allora, lui mi ha detto che una certa
favorosa Giorgia la vuole lasciare. Chi ti vuole lasciare? A te? Ah, mi vuole lasciare Valerio. No, è il mio cane. Ah, perché? Perché li fisci sulle braghe. Ah, bello. E dopo vado avanti. Poi, sì, ecco, Valerio mi ha detto che la vuole lasciare. Questa è la mia informazione di oggi. E poi? Poi, No, ti ho detto, mi parli un po' della sua famiglia. allora, in famiglia siamo tutti felici e contenti e arriva Babbo Natale per ogni fine settimana e ci porta dei regali. Ah, mi ha detto che arriva Buroni, a tua sorella? cosa? A tua sorella cosa gli arriva? La bambola delle Barbie. E dopo? Dopo lei, la golfiera. A me? Sì, Mi scusi, adesso non ti mangio. sì, mi sta cavando un certo dado di figa. E chi è? Oh, non l'accetto però. Perché? Perché lo accetto dopo. Ah. Il cane cosa gli arriva? Oh, nonna, La nonna. sì, la tua. Ah. E a lei gli arriva solo che cosa, scusi? Cazzo Lucco. Ma mi scusi, è a casa da solo o c'è a casa qualcuno? Sì, sono a casa con i ladri. Ah. No, sì. Sì, mi stanno rubando così, ma io sono qua tranquillo tanto. Vengo a trovarla? No, non serve. Così salutavo gli altri, si sono belli. Non sono bene. No? No, Come fai a saperlo? sono neri. Vabbè, amore del cielo. Non c'hanno bisogno neanche di mettersi la maschera che sono già neri. Ma non hai pompieri in casa? Sì, c'ho un'ambulanza qua proprio in camera mia. Proprio di là. E sono belli? Ambulanza come fa a essere bella? L'uomo, la donna, quelli lì? Modestamente. Ah. Non so cosa dirgli. Chi sarei? Ho appena cagato. Ah, bello. Scaricamento nucleare. Ora non so cosa dirgli. Guarda. Un certo Valerio ha detto di rispondere alla web. Avaculo testa di cazzo lascia giù. Eh? Avaculo testa di cazzo lascia giù. Io devo lasciare giù? Devo lasciare giù io? Va bene, ciao, arrivederci.